Eccoci qua, ancora una buona giornata e sempre naturalmente su RC Radio Conegliano e sulla nostra piattaforma in audio e in video dove ci potete anche vedere, che si chiama venetoglobe.com, l'ho detta proprio come si scrive, quindi basta digitare www.venetoglobe.com e ci trovate immediatamente. Poi i filmati li potete scaricare, farne quello che volete, passarli su YouTube, insomma un po' tutto questo che riguarda la tecnologia e coloro che sono tecnologici mi tiro fuori perché di tecnologia ben poco, ma oggi di tecnologia non parliamo di sport, finalmente parliamo di sport in questa nostra giornata con Gianpietro De Faveri. Buongiorno Gianpietro. Buongiorno a tutti. Un po' di anni che non ci vediamo ma non cambi mai, pluricampione di triathlon di Vittorio Veneto, quindi di casa nostra qui, e quindi ben trovato e ben rivisto. Sì. Cambi mai veramente? Perché quanti anni abbiamo? Abbiamo 44 anni e Va bene, non importa, basta, non voglio sapere altro perché guardate che fisico, ma d'altra parte sì, se si fa questo tipo di sport, insomma il fisico arriva. Non è male nemmeno come fisico, vero Presidente? Nemmeno Franco Brussolo, buongiorno. Buongiorno, beh, ma io mi difendo nelle retrovie, insomma, il fisico è solo apparenza. Non Però ho doti anche tu di corri, fare. anche tu corri. Corro, sì, sì, pratico il triathlon, sì. Presidente della SD Reaction Triathlon, che potete vedere qui, questo bel marchio che trovate sulle magliette e che quindi ci è venuto a parlare nell'ambito di questa finestra che apriamo sul Friuli. Vado a salutare anche colui che conduce la finestra, cioè Carlo Lunardelli, che oggi non è qui con noi perché sta poco bene, ha un problemino che magari molti ciclisti e molti triatlonisti potrebbero avere, giusto? Certo, infatti io spero che lo risolva velocemente, poi vedo se riesco a convincerlo A salire in bicicletta? a far triathlon, perché tutti quelli poi che provano un po' si innamorano ecco, di questo sport, proprio perché è vario, non è non che gli altri per carità siano noiosi, però insomma ci sono delle variabili in più nel triathlon che ti fanno appassionare molto, insomma. E allora, per quei pochi che non sanno che cos'è il triathlon, chi meglio di Gianpietro De Faveri ci spiega che cos'è il triathlon? beh, il triathlon, faccio un po' di storia, Sì. è nato nel 1978 per una sfida tra marinai per vedere chi era il più forte e hanno fatto quei 3008 a nuoto, 180 in bici e 42 a piedi. Tanto così per non 180 sbagliarsi. chilometri. 180 km, non metri, non sì. metri. E da lì poi è nato il mito dell'Ironman per far vedere chi era il più forte al mondo fisicamente, proprio Ironman, uomo di ferro. Poi la distanza è molto impegnativa, quindi ci sono delle federazioni che hanno anche accorciato le distanze fino ad arrivare anche a delle distanze sprint che sono accessibili a tutti, come 750 Sì. metri a nuoto, 20 in bici, 5 a piedi, e questa distanza può dare la possibilità anche a un neofita di fare la gara, di misurarsi e vedere se veramente è un Ironman anche lui. Comunque, accorciando le distanze, è aumentato anche il bacino degli utenti, perché ogni anno c'è sempre un incremento in più dei triatleti, perché negli anni scorsi si pensava che l'Ironman fosse uno sport impossibile, cioè l'uomo di ferro, impossibile fare 3 discipline. Adesso entriamo nella mentalità che si può nuotare, correre, andare in bici tranquillamente e fare la gara la domenica, che non è niente succede così nulla. impegnativo, non succede niente. È vero che avete avuto anche un po' di problemi, cioè problemi nel senso di un po' di polemiche con questo Ironman rispetto, insomma, qualcuno vi diceva non occorre esaltare questo stile di vita, così, però come dicevi te, insomma, Problemi no, gli unici problemi sono sempre a livello politico con le varie federazioni, perché l'Ironman è un marchio registrato, sì, privati americani. Loro hanno trovato la formula giusta, cioè si va per meriti, cioè tu hai delle gare di qualifica in tutto il mondo, se vai forte e rientri dentro i loro tempi, nei loro piazzamenti, ti sei qualificato, puoi andare a fare la finale, altrimenti stai a casa. Io mi ricordo negli anni passati che tu
sei stato uno dei primi ad andare oltreoceano a gareggiare, a fare questo tipo di gare. Sì, no, ne ho fatte un po' di queste garette. È stato un precursore l'uomo qui. Beh, ma anche recentemente mi pare di aver visto qualche foto alle Hawaii. Sì, beh, ormai alle Way questa qui è di casa, mi sa, perché... Ok, hai toccato un punto importante, perché molte persone quando organizziamo gare sono un po' frenate dal fatto che l'Ironman in generale ha questa immagine di super difficoltà. Di Superman, sì, di super difficoltà. E le sì. persone non sentendosi in grado si allontanano un pochino, poi c'è il nuoto, non tutti sanno nuotare purtroppo, e quindi ecco, io mi sento invece di dire a tutti quanti che il triathlon si può provare tranquillamente, non ci sono assolutamente problemi di alcun genere, io sono la dimostrazione che una persona normalissima può gareggiare tranquillamente su tutte le distanze, e inoltre ci sono anche dei duathlon che quindi sono dei triathlon dove la prima frazione viene sostituita con una parte di corsa a piedi, e quindi anche per chi non sa nuotare o chi si vuole avvicinare. Poi ci sono anche delle gare in piscina, perché insomma il mare o il lago non c'è dappertutto, ecco, in queste gare in piscina comunque anche chi magari ha un po' di problemi nel nuoto riesce tranquillamente a portare a termine una gara senza alcun problema. Quindi mi sento di rassicurare tutti che il triathlon è una cosa da provare assolutamente, e poi i più bravi prevarranno. È chiaro, come lo sport insegna. No? Presidente, lei sottolineava prima, ogni tanto del lei, ogni tanto del tu, sottolineavi prima il fatto che sia uno sport, ma non perché c'è un 44enne e un 42enne di vecchi, perché c'è questa nomea che è duro da fare e i ragazzi si allontanano fino a un certo punto, giusto? Sì, questa è una mia lettura. No, ma è una lettura giusta, è una lettura giusta. Ma lo si vede comunque dalla quantità di ragazzi nelle categorie giovanili e poi insomma nelle prime categorie senior. E purtroppo c'è un rientro dopo una certa età, ma diciamo che i ventenni un pochino latitano, esatto. Ma noi insomma siamo qui proprio per invitare tutti i giovani a partecipare, insomma, anche perché gare ce ne sono, anche se purtroppo il triathlon non ha la stessa visibilità ancora, non ha la stessa visibilità di altri sport, e quindi sembra che queste gare non ci siano, chissà dove vengono organizzate. E invece Veneto, Friuli, insomma in generale Triveneto, è una zona d'Italia dove ci sono più gare del normale, più tesserati del normale, e anche una certa quantità di campioni, insomma, perché noi qui abbiamo certamente forse quello che ha vinto più campionati italiani, il più blasonato, credo 120 vittorie, però insomma a Padova abbiamo anche Fabian, che è il nostro insomma atleta olimpico, che molti di voi possono aver visto insomma in diretta alle Olimpiadi, e poi insomma sicuramente non sono in grado di... Ce ne sono tanti tutti, comunque, ne abbiamo parecchi. Ma certo, c'è Casadei, c'è Cigana, e quindi insomma ci sono atleti insomma sicuramente molto forti. In Trentino c'è De Gasperi, anche un altro atleta insomma che nelle distanze lunghe insomma è di livello internazionale sicuramente. Qui nella nostra zona, provincia di Treviso, per aprire poi la finestra sul Friuli, come diceva il Presidente, il triathlon l'abbiamo conosciuto andandocelo a vedere sui laghi di Revine, organizzato dalla Silca Ultralight negli anni passati, no? dove anche tu correvi. Sì. È stato un bel biglietto da visita in quegli anni per il triathlon, sicuramente, quel tipo di manifestazione. Diciamo che dobbiamo ringraziare proprio la Silca, perché già nei primi anni 90 ha creduto. Visto che Massimo Bianchi aveva l'azienda a Cleveland, quindi America, lui lì ha visto il triathlon. Poi correva anche lui, mi pare, no? Sì, appassionato, ritagliava i suoi, sebbene fosse impegnato su 1000 fronti, ritagliava il suo tempo anche per allenarsi, e lì ha visto queste gare di triathlon, è rimasto affascinato, è arrivato in Italia, ha sentito che c'era qualche gara organizzata, ha fondato una delle prime società, penso, in Italia. E poi ha cominciato a avere dei tesserati, ha chiesto anche a me se da ex nuotatore volevo fare qualche garetta, e da lì ha cominciato. Poi Aldo Zanetti è uno che si sta impegnando tantissimo nell'organizzazione di eventi, il nostro presidente regionale Veneto, esatto, che fa una miriade di eventi, molto bravo nell'organizzazione, quindi lui sta dando
una gran mano. Una gran mano, Sì, sicuramente un biglietto da visita non indifferente. Riapriamo la finestra sul Friul, come si suol dire. Avete delle gare perché voi come sede mi pare siete in territorio friulano. Esatto, la sede è a Pordenone, poi in realtà ci sono insomma dei limiti territoriali, però per esempio la mia associazione sportiva organizza 2 gare in Veneto e 2 gare in Friuli, quindi poi insomma il territorio è abbastanza coperto insomma da gare da tutte le parti. Però in particolare ecco, volevo ricordare a tutti, se è possibile, alcune gare che sono nel calendario FITRI, perché una cosa che è veramente molto efficiente della nostra federazione è che tutte le gare si possono trovare, tutte le gare ufficiali naturalmente, ma sono tutte ufficiali, si può dire, si possono trovare nel sito della Federazione Italiana Triathlon, www.fitri.it, e lì appunto chi vuole controllare se ci sono gare vicine oppure per il discorso che facevamo prima, insomma, che qualcuno si lamenta che non vengono pubblicizzate o cose di questo tipo. A me piace ricordare che già per esempio a luglio c'è una gara a Tor Viscosa in piscina, e quindi un mercoledì sera una gara del tutto amatoriale, insomma, nel senso che ci saranno sicuramente atleti questa in forti. piscina, per esempio, curiosità mia, che cosa fai? Semplicemente non è che fai il giro della piscina e prendi il sole. Sono le stesse, soltanto che si parte in batteria, ci si posiziona circa in 7-8 per corsia, e quindi siccome la piscina non può avere più di tante corsie, si formano più batterie e poi la gara insomma viene portata a termine, ricalcolato alla fine la classifica definitiva. Questa è una cosa un po' particolare, perché normalmente nel triathlon c'è questa teoria che bisognerebbe partire tutti quanti insieme come nell'Ironman, un mucchio selvaggio unico di che persone. Spettacolarmente è bellissimo, ma anche spettacolarmente. Io mi ricordo queste viste sui laghi di Revine, bellissimo, questa frotta cioè uno anche che non sa nuotare, cioè che sa nuotare poco come me, dice mamma mia, mi piacerebbe essere lì in mezzo, farmi travolgere e vedere, sicuramente è splendido da quel lato di vista. Sì, è uno degli aspetti più belli, più spettacolari sicuramente, insomma questo secondo me va di pari passo anche con le biciclette spaziali che hanno i triatleti nelle gare dove la scia non è ammessa, perché ricordo a tutti che la maggior parte delle gare in Italia è permesso stare in gruppo e quindi tirarsi la volata, diciamo, sì, esatto, l'aria. E mentre invece nelle gare Ironman e in alcune gare italiane, ma in parecchie gare all'estero, la scia è vietata, quindi la gara va fatta in solitaria. Questo permette di utilizzare le biciclette da crono, cioè quelle che hanno le appendici, si sta piegati in avanti per avere una posizione aerodinamica migliore. Che fa? Quindi se io mi avvicino, se io mi avvicino a lui non posso accodarmi a seconda dei regolamenti, o altrimenti devo stare dall'altra parte della strada, ma almeno a 1,5 metri, 2 metri, proprio per non usufruire del vantaggio, e perché si combatte contro il tempo, certamente anche contro l'avversario, ma contro il tempo. E la partenza è unica proprio perché così si riesce a marcare anche l'avversario, sebbene da lontano, perché si corre, ma si sa che se si sorpassa l'avversario lo si ha battuto anche in classifica, viceversa quando si parte in batteria non si sa dopo aver sorpassato qualcuno. Quindi Tor Viscosa in piscina, poi a Udine? Poi a Udine c'è una gara importante, già tantissimi anni che viene disputata, che è pochi giorni dopo, perché è il 28 di luglio. Scusate se leggo, ma non è facile ricordarsi con esattezza tutte le date. Poi c'è una bellissima gara senza scia, appunto, questa è una particolarità, a metà di settembre a Grado, riprende una vecchia gara storica che c'era a Grado, organizzata dai ragazzi di Gorizia, e poi appunto c'è anche la nostra gara a settembre di Bibione, adesso passiamo in Veneto, però è una gara organizzata direttamente da noi, che è sempre una gara senza scia ma a distanza super sprint, cioè la metà delle distanze che diceva prima Gianpietro, ed è una gara super veloce, da mezz'ora, penso che lui riesca a metterci anche meno di mezz'ora, per dire come nel triathlon ci sono sia le gare da super velocisti dove si fa tutto fuori soglia, cioè col battito a 200, e anche le gare lunghissime come l'Ironman, dove invece bisogna dosare le energie, come anche nelle maratone, ma questa dura 3 volte tanto una maratona, include la maratona appunto, e quindi ci sono veramente tutte le tipologie, per i fondisti, per i velocisti, per chi ha potenza, per chi va in mountain bike, per chi invece va in bici da corsa, quindi veramente è impossibile non trovare la propria
propria formula adatta, ecco. Una gara è vostra, una mi diceva che lo organizzava anche la società di Giampietro? Sì, perché tu con chi sei quest'anno? Io gareggio per una mia squadra che ho fondato nel 97. Sì, quando si dice ci si mette in proprio, giusto? GP Triathlon, mitica GP Triathlon, che tra l'altro ha tutti atleti anche di un certo livello. Beh sì, insomma, perché scusa, se la devo far bene la faccio bene. Beato lui. Esatto. Sì. Ecco, e questa appunto si ritorna in Veneto ed è attorno al lago di Santa Croce ed è la prima domenica di agosto. È una gara alla prima edizione, tra l'altro organizzata in collaborazione con la squadra di Mestre, il Liger Triathlon, che è insomma una società molto importante. È una gara che penso avrà anzi molto successo, perché è una gara lunga e organizzare gare lunghe non è facile, proprio perché bisogna trovare i percorsi, e quindi io credo che insomma possa aver successo proprio per il fatto che non ce ne sono tantissime e perché quella zona è molto bella. Poi uno scenario appunto incantevole. Magari non prometto nulla, ma magari qualche ripresa potremo anche venirla a fare, quindi vediamo un attimo di metterci poi d'accordo e di vederci prossimamente. Siamo in chiusura, mi dicono dalla regia. Allora, a Giampietro non posso che chiedere una cosa che magari tanti vorrebbero, ma per fare triathlon dove bisogna essere più forti? Quindi nuotando, correndo o biciclettando? Beh, la base è saper nuotare bene. La base è saper nuotare. Bene. Non posso venire, Presidente, non posso. Nuoto, infatti, lei mi aveva chiesto se iscrivevo, non posso darle. Può fare il duathlon? Posso fare il duathlon, esatto. Però vabbè, vedrò cosa posso fare. Quindi bisogna nuotare bene. Perché bene o male tutti i bambini sanno andare in bici e corrono a piedi, ma se non sai nuotare è finita. Vieni fuori all'acqua. È finita. E l'ultima domanda è: dove ti è piaciuto di più nuotare o gareggiare? Hawaii, come dicevamo qui, che ormai sei di casa, poi. Ma sì, ma anche non deve ancora dire alla mia gara di Bibione. Sì, questo. La Bibione poi è bella, insomma, sì. No, non dobbiamo disdegnare nemmeno le nostre spiagge. Abbiamo 3.000 km di spiagge, quindi sotto l'Adriatico, oppure la Sardegna, ma anche i Sicilia, il lago di Cavazzo, c'è una bellissima gara, l'Extreme Triathlon, insomma. Più duro il lago, il mare in libero oppure la piscina? Ma sono cose diverse. Sono cose molto differenti e dipende anche dall'atleta. C'è l'atleta che si blocca nel lago perché è buio, c'è chi come me che se ne frega. Sì, o lago, o mare, o piscina. Basta che datemi dell'acqua e vado. Sì, benissimo. Sì. Va bene. Allora io ringrazio Giampietro De Faveri, pluricampione di triathlon, che è stato con noi quest'oggi. Grazie Giampietro. Grazie ci rivedremo ancora sicuramente, insomma, sia sulle corse sia sui circuiti, che naturalmente magari in studio ospitandovi ancora. E ringrazio anche il presidente della SD Reaction Triathlon, Franco Brussolo, che è venuto a trovarci quest'oggi. Grazie a voi, vi aspetto Presidente, ai campi di gara. Esatto, sui campi di gara, e in bocca al lupo per le organizzazioni che portate avanti, e naturalmente noi ci risentiremo e daremo naturalmente novità su quello che vorrete comunicarci. Abbiamo aperto questa finestra mezza sul Friuli, mezza sul Veneto quest'oggi. Ringrazio anche Carlo Lunardelli che ci ha dato questa possibilità. Noi ci risentiamo la settimana prossima, ancora con la finestra sul Friuli e ancora su venetoglobe.com. Buona giornata.